Allora, ciao a tutti, sono Maurizio Grigio del Sindacato Generale di Base, rappresento qui anche altri colleghi del Sindacato SLS ed SLM FAST dell'Est Urbano Padova. Che dire, molto è già stato detto dal segretario della FIOM, dal segretario provinciale di Rifondazione e dal collega Carlo Sammaso. Qui voi oggi state piangendo due colleghi vostri. A novembre dell'anno scorso all'ATAC di Roma ne sono morti 6 per Covid e all'epoca dei fatti c'erano anche 120 positivi. Finalmente si sono decisi a fare qualche tampone inizialmente e quanto altro. Purtroppo, come è già stato detto, chi doveva decidere, chi doveva fare, nessuno ha fatto, cioè molte leggi, molte chiacchiere, poco fumo, tanto fumo ma poco arrosto, e intanto i lavoratori muoiono sul posto di lavoro. Quindi pienamente condivisibile quello che è stato detto fino ad oggi e fino adesso, e unità sindacale sicuramente, perché purtroppo nei trasporti, specie in Bus Italia Veneto SPA, siamo divisi, purtroppo, quindi ci auguriamo, auspichiamo che i morti ci facciano riunire, purtroppo. Questa è l'unica, in questo momento, come posso dire, l'unico motivo, perché vittime ce ne sono dappertutto, continueranno ancora, perché sono morti bianche che si aggiungono ad altri morti bianche. Qui si deve intervenire la politica. Purtroppo noi abbiamo avuto una conferenza stampa, una videoconferenza l'altro giorno con l'amministrazione comunale, che ci ha detto che va tutto bene, secondo loro va tutto bene, che noi quello che diciamo siamo mossi da altri motivi, per cui va tutto bene. Non va tutto bene, perché se siamo qui oggi vuol dire che non va tutto bene. Grazie.